Bene, oggi in sede della Regione, nell'auditorium della Regione, c'è stato un convegno che ha ripercorso un pochino questo anno di vita del marchio Io Sono Friuli Venezia Giulia. Non è stato un convegno di tipo tecnico, ma più che altro un punto della situazione e anche quello che è una possibilità, diciamo, uno scenario di quello che può essere l'evoluzione. Mi pare che le reazioni, l'accoglienza siano state tutte positive, evidentemente c'è molto lavoro da fare, questo sì. E come tutte le cose che si stanno costruendo c'è sempre da fare molta attenzione ai passi che si fanno per non sbagliare, non dover poi tornare indietro. Quello che abbiamo, secondo me, una delle cose più importanti che ci sono state anche dette da parte soprattutto del Presidente e dell'assessore Zanner, che ha chiuso, è che questo non sarà un marchio passeggero, ma proprio perché è stato dato in mano una struttura privata, diciamo un'associazione, una fondazione dal 1° gennaio del 2022, le sue possibilità, diciamo, di crescita dipenderanno soltanto dalla convinzione e da quello che si farà e che faranno le imprese, e questa è una garanzia sicuramente rispetto ad alcune altre esperienze del passato. Oggi è un anno dall'inizio di Io Sono Friuli Venezia Giulia, un anno di un marchio che in un periodo così difficile come quello che abbiamo trascorso ha già avuto la capacità di aggregare quasi 200 aziende e oltre 300 prodotti, un marchio che non guarda più a una certificazione ma bensì alla valorizzazione di quello che è un percorso di sostenibilità delle aziende che vi aderiscono e riuscire a far sì che tutto questo meccanismo legato a una regione importantissima e fortissima, qual è il Friuli Venezia Giulia, riscopra il proprio orgoglio di riuscire a gestire delle filiere complete all'interno della propria regione che si propongono all'esterno con un marchio che va a riconoscergli in un sistema estremamente snello la vera forza della sostenibilità, del saper fare, di quella che è la capacità di un sistema come quello del Friuli Venezia Giulia di porsi in termini di affidabilità. Diamo quindi una garanzia verso l'esterno e riscopriamo l'orgoglio di una nostra regione della capacità di riuscire ad